Halloween dunque da rifare in salsa veneta come origine come pretesto. Ma la risposta veneta a una cosiddetta festa mondana che è stata rubata dagli Stati Uniti ed è stata valorizzata e resa anche molto commerciale. Credo che noi dobbiamo riappropriarci di questa nostra forte identità, di questo forte mistero, di queste leggende che ci sono per il Veneto per valorizzarle e farle anche, tra virgolette, rendere anche qui da noi. Infatti attraverso le Proloco stiamo facendo un grosso lavoro in queste 4 realtà, anzi in queste 4 edizioni abbiamo avuto quasi 400.000 spettatori, quindi credo che i cittadini siano ben contenti di ciò che stiamo presentando. Tutta la regione fa una parte del volano sostanzialmente, concede un finanziamento iniziale, ma poi sono tanti volontari che rendono possibile tutto questo. Ma è straordinario mondo del volontariato, in questo caso delle Proloco, che valorizza ciò che è la storia, la cultura, la tradizione, ma anche poi ciò che il Veneto produce dal punto di vista agricolo e turistico, e quindi messe tutti assieme con un contributo di 100.000 euro all'anno, fare poi 250 spettacoli, quindi un qualcosa che viene moltiplicato per 7, credo che sia un ottimo investimento per questa regione.